925 interventi nelle 7 province del Veneto per un totale di 400 milioni di euro di spesa è quanto è stato fatto dall'alluvione del novembre 2010. Le piogge non si possono prevedere, per cui non è possibile scongiurare fenomeni come quelli che hanno piegato la regione 3 anni fa e nonostante i lavori fatti il dissesto idrogeologico di cui soffre il territorio non è completamente sanato, anzi non si è nemmeno ad un quinto del piano strutturale varato. Abbiamo fatto 925 opere che ci fanno comunque stare più tranquilli rispetto a quei fiumi. Vorrei ricordare che ci sono altri fiumi dei quali non parliamo mai, ad esempio il Piave, il Livenza, il Meduna. Lo dico soprattutto a coloro che pensano che esistano solo i fiumi noti dell'alluvione. E dico anche che noi abbiamo bisogno di ancora di interventi finanziari da parte dello Stato, ci restituiscano i nostri soldi. Abbiamo un piano che è il piano dal Paus del 2 miliardi e 730 milioni di euro, ne abbiamo già investiti 400 milioni, vogliamo il resto dallo Stato. Sono soldi delle tasse dei veneti che debbono trasformarsi in sicurezza per i veneti. I lavori più impegnativi sono stati realizzati in provincia di Vicenza, dove sono in corso di ultimazione bacini di laminazione per un importo di 70 milioni di euro, ma casse di espansione sono in fase di realizzazione in tutto il Veneto, opere già finanziate che saranno ultimate nel 2015 per un ammontare di 135 milioni di euro. Il piano di messa in sicurezza procede lentamente, ma procede e la velocità sembra dipendere solo dai fondi che mancano, fondi che il Presidente della Regione chiede allo Stato, al quale manda a dire, riferendosi alla legge di stabilità varata dal governo, che si tratta dell'ennesima manovra depressiva. Dall'altro non abbiamo grandi novità se non nuove tasse, addirittura c'è una tassa che sembra fatta tutta per i veneti che si chiama Tasi, cioè Tasi e paga doveva chiamarsi questa tassa, no? Tasi e paga, direi che è negativissima, ma soprattutto voglio ricordare che non si può buttare fumo negli occhi dei lavoratori facendogli credere di aver risolto il problema del cuneo fiscale. 15 euro al mese in più in busta paga sono una presa in giro.